sindaco farmacista del comune di Lodè. Che cosa hanno combinato i comuni di Lodè, di Bitti, di Posada e di Torpè? Hanno combinato insieme ad altri 13 comuni dell'intorno questa invenzione straordinariamente moderna, maturata in tempi molto rapidi, in qualche anno, con riconoscimenti internazionali importanti, di cui ora il dottor Spano ci dirà. Prego. Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio l'amico che non vedevo da 50 anni, perché ho fatto le superiori qui a Olbia. Io sono qui oggi per dare una testimonianza, perché fino a quando non ho iniziato il mio percorso politico come sindaco del comune di Lodè, una piccola comunità che si trova nell'Alta Baronia di 1700 abitanti, un paese molto graffiato dallo spopolamento, io ho messo in atto una serie di cose. Io il mare purtroppo, come avete detto precedentemente, a Lodè non ce l'ho. Mi sono guardato intorno, anzi sono nato e vissuto lì, quindi sapevo, vedevo le bellezze, come mi affaccio da casa mia, vedo questa bellezza, il Montalbo, la zona Sicchi Montalbo, una zona incontaminata dal punto di vista ambientale, e io ho detto da qui devo partire. Dopodiché, sempre parlando di ambiente, i quattro sindaci dei comuni limitrofi, esattamente Bitti, Torpè, Posada, con questi abbiamo intrapreso un certo tipo di percorso. Esattamente abbiamo iniziato a parlare di parco, ci siamo messi insieme. Quello che è molto importante, che voglio ribadire, è che noi, la nostra azione, i quattro sindaci l'hanno messa a parte, l'azione principale è quella di aver lavorato partendo dal basso, soprattutto coinvolgendo le popolazioni, perché in quel periodo era un pochino proibitivo parlare di parco. C'è stata l'acquisizione fra sindaci, c'è stata una coesione con le popolazioni, abbiamo ascoltato i consigli di tutti e siamo arrivati 3 anni fa alla costituzione del Parco Naturale Regionale di Tepilone. Il parco ha 3 anni di vita, devo dire, con il sostegno della Regione stiamo andando avanti, stiamo creando delle belle cose. È stato duro ed è duro inizialmente, in quanto soprattutto all'inizio creare un apparato pubblico non era facile. Adesso stiamo andando a fare concorsi per creare una pianta organica. Dopo di ciò e dopo questo abbiamo voluto, con un po' di presunzione diciamo, abbiamo voluto volare alto. Quindi abbiamo coinvolto altri 13 comuni che vanno dall'altopiano di Budusò fino a Sant'Eodoro, e coinvolgendo anche i comuni che fanno parte della zona Sicchi Montalvo, Irgoli, Loclu, Gattiglissimi, Scola, Lula, Onanì, per arrivare fino a Rune. Quindi abbiamo cercato, partendo come riferimento dal bacino idrografico del fiume Posada. Siamo partiti e in un anno abbiamo avuto questo ambito riconoscimento. Ecco, questa è una foto della premiazione del giorno, c'è l'assessore, comunque ci sono tutti i rappresentanti dell'UNESCO. Tant'è vero che l'UNESCO poi ci ha premiato creando a Sant'Anna, ha organizzato una summer school e qui hanno partecipato 30 neolaureandi, dottorandi, che venivano da tutte le riserve di biosfera di tutta l'Europa. È stata una settimana di lavoro. Questi hanno dato, hanno dato le loro esperienze, hanno messo in evidenza le esperienze dei vari territori, dei territori loro, e poi sono andati in visita nelle nostre aziende, hanno visto i nostri usi e costumi. Quindi c'è stato molto entusiasmo, poi c'è stata una relazione, un bel documento del lavoro fatto. Lascio a tutti, vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio tutti.